Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Si tinge di giallo il ferimento di un 35enne avvenuto nei pressi vicino a Marostica, un uomo che è stato ferito da un colpo di carabina e è in corso un'indagine per capire da dove sia partito il colpo. Andiamo in diretta da Vanessa Banzato. Buongiorno a te direttore, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Hai detto bene, un vero e proprio giallo, quello di cui si tinge la vicenda che vede il ferimento in maniera molto grave di un uomo di 35 anni di Pianezze, padre di 2 bambini. È successo proprio, pare, nei campi di Valle San Floriano. Noi ci troviamo in via Sedea, all'incrocio con la principale via Prai. È tutto da ricostruire, da capire, perché ancora gli inquirenti tengono assolutamente le bocche cucite, non si sa ancora esattamente cosa sia successo, non si sa se l'uomo facesse parte di un gruppo di amici che pare stessero utilizzando questa carabina. In un primo momento sembrava per sparare alle insegne stradali, in un secondo momento sarebbe emersa anche la versione di una sagoma contro cui le persone che appunto avevano quest'arma stavano sparando, ma è ancora tutto con un enorme punto di domanda. Non si capisce neanche, non si sa neanche se questo 35enne facesse parte del gruppo o semplicemente, visto che lui era un runner, amava correre soprattutto per le colline del Marosticense, fosse stato colpito accidentalmente dal proiettile della carabina. Versa in condizioni molto serie al San Bortolo di Vicenza. Era intervenuta l'ambulanza del SUEM di Bassano, ma viste le sue gravissime condizioni è stato portato a Vicenza, è stato sottoposto a 2 interventi chirurgici e i medici per lui non hanno ancora sciolto la prognosi. Da capire, da ricostruire questa vicenda che ha davvero dell'incredibile. Non si capisce cosa possa essere realmente successo. La cosa sconvolgente è sapere che ci sono persone che in maniera indisturbata, proprio davanti alle case, a poche distanze, a pochi metri dalle abitazioni, abbiano iniziato a sparare colpi con una carabina che sappiamo benissimo essere un'arma ad altissima precisione. Abbiamo sentito un po' le persone fuori dalle telecamere, fuori dai microfoni. Molti dicono che questa è una zona tranquillissima, a parte alcuni colpi di fucile, però all'interno dei boschi, perché abbiamo proprio dei boschi alle nostre spalle di cacciatori, non hanno mai sentito nessun colpo di pistola o di fucile proprio in prossimità delle abitazioni. Ma ripeto, una zona, come hanno definito, molto tranquilla. Sono stati proprio colpiti da quanto accaduto nel tardo pomeriggio di sabato. Le persone che abitano lungo la strada, lungo la principale via Prai sono arrivate in strada perché hanno sentito l'ambulanza arrivare a sirene spiegate, di conseguenza è stata l'unica cosa che hanno avvertito. C'è un'indiscrezione in più perché pare, sempre da quanto dichiarato da alcuni residenti fuori da telecamere e microfono, che immediatamente dopo l'accaduto, mentre un amico soccorreva il ferito, 2 auto, pare 2 jeep, 2 fuoristrada, siano stati sentiti percorrere la strada, che adesso tra l'altro è una strada chiusa, entra in una strada bianca, è una strada lunghissima a forte velocità. Non si esclude che a questo punto potessero essere le persone, gli individui che avevano armeggiato la carabina e stessero tentando di scappare. Stiamo aspettando adesso dagli inquirenti che ci chiariscano l'intera dinamica e soprattutto che ci diano risposte su quanto sui risvolti penali, perché ci saranno senz'altro risvolti penali che interessano gli autori degli spari sabato pomeriggio. Per il momento, direttore, da Valle San Floriano di Marostica è tutto, ti ricevo la linea. Grazie molte Vanessa Banzato e Alessandro Costacurta. Adesso passiamo alla rapina, un'anziana che è stata aggredita e rapinata al cimitero di Chiarano. Sono stati attimi di terrore per una 88enne che è rimasta ferita e sotto shock e caccia al rapinatore che le ha strappato la borsa con dentro solo 50 euro.
Si vede ancora la macchia di sangue sul vialetto del cimitero di Chiarano, dove un'anziana è stata aggredita da un uomo che le ha strappato la borsetta. Domenica alle 10:30 del mattino la signora, che ha 88 anni e vive poco distante, approfittando della giornata di sole, si reca al cimitero in bicicletta. Dopo aver fatto visita ai propri cari defunti, l'anziana si avvia verso l'uscita. In quel momento il camposanto è vuoto e non ci sono testimoni della violenza che si consuma dopo pochi istanti. All'improvviso un uomo aggredisce l'88enne alle spalle, la colpisce al volto, afferra la borsa e scappa. La donna cade a terra, batte la testa, ma trova la forza, nonostante lo spavento, di rialzarsi, avviarsi all'uscita del camposanto ed attirare l'attenzione di un passante che la aiuta. Subito vengono allertati i soccorsi, sul posto i sanitari del 118 e di carabinieri. Viene avvisato tempestivamente anche il figlio dell'anziana, che con i sanitari l'accompagna all'ospedale di Oderzo. La signora ha riportato una ferita alla fronte ed è in stato di shock. I carabinieri di Cessalto conducono le indagini. A breve verranno acquisite le immagini delle telecamere della videosorveglianza comunale, che inquadrano non l'interno ma il parcheggio e la strada d'accesso al cimitero. Probabile che abbiano ripreso il rapinatore, che potrebbe quindi avere le ore contate. Intanto tra le donne che frequentano il cimitero c'è sconcerto e paura. Vengo qua sempre con un po' di ansia, questo sì, perché comunque è un posto già di per sé che porta un po' di malinconia, e quindi quando vengo qua da sola, sì, vengo qua sempre con paura un po', ma non dei morti, dei vivi. Non c'è più limite a niente. Se succede alle 10:30 di mattina, figuriamoci alle 7 di sera, 8. Ma si può vivere così? È probabile che ci sia poi più tardi un collegamento con il nostro inviato Christian Arboit. Intanto vediamo altre notizie dai giornali. Il Gazzettino: prof arrestato per abusi su minorenni, martedì davanti al giudice. Anche la società sportiva lo licenzia, i primi sospetti nel 2023, ma vive in canonica, dimostrerà la sua innocenza. E poi Veronica Zanetti ha aperto un fascicolo per la morte in casa della 26enne, si indaga per omicidio e lesioni colpose. Questo è un titolo che riguarda Belluno. La strage dei subacquei alle Maldive, tra di loro c'era anche un padovano, si stanno cercando i corpi dei 4 non ancora ritrovati. Le condizioni meteo sono migliorate ed è iniziata la spedizione di recupero dei corpi dei 4 subacquei italiani ancora dispersi nelle grotte dell'atollo Odivavu alle Maldive, a 60 metri di profondità. Il team di subacquei di Dan Europe alle 9 ora locale ha effettuato il briefing operativo e 2 ore più tardi è partito in barca per raggiungere il sito di immersione. L'unico corpo al momento ritrovato è quello del 44enne padovano Gianluca Benedetti, istruttore di sub e capobarca, rinvenuto nella prima grotta il giorno dopo la tragedia avvenuta giovedì 14 maggio. Sono ancora dispersi la professoressa genovese Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Somacal, la ricercatrice Muriel Odenino e il biologo Federico Gualtieri. I loro corpi potrebbero trovarsi nella terza grotta a oltre 60 metri di profondità. Il team di subacquei specializzati è composto da 3 esperti subspeleologi finlandesi. Anche se ora il meteo sembra ottimale, si dovranno verificare le condizioni in acqua. Nei giorni scorsi un sommozzatore della Guardia Nazionale Maldiviana è morto per un malore mentre stava cercando di raggiungere la seconda grotta. Gli speleosub si immergeranno con un rebreather, un sistema di respirazione subacquea a circuito chiuso, miscela trimix, azoto, elio e ossigeno adatta alla profondità e con scooter subacquei. Nelle scorse ore all'aeroporto di Malpensa intanto sono atterrati gli altri 20 italiani che si trovavano nella barca Duke of York per la spedizione scientifica, barca da cui è iniziata l'immersione dei 5 sub italiani morti. La Farnesina inoltre ha reso noto che nei prossimi giorni dovrebbe rientrare a Padova la salma di Gianluca Benedetti. Servizio di Valentina Visentin, è polemica sulla gita scolastica tra migranti dei bambini di una scuola di Marostica. Pro e contro questa iniziativa si sono espressi cittadini e anche esponenti delle istituzioni, oltre che i vari docenti. Sentiamo.
va fatto un plauso a questo sistema educativo che cerca di insegnare per l'appunto ai ragazzi e anche ai bambini qual è la realtà e cerca di farli immedesimare, no? nelle persone più fragili. È un sistema educativo che è stato attaccato con inaudita violenza. Questa non è una polemica, è una forma di intimidazione sostanzialmente da parte di chi invece ha potere, esercita potere e cerca per l'appunto di impedire l'esercizio della libertà didattica che è tutelata dall'articolo 33 della Costituzione. Anche Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà, è intervenuto in merito alla polemica scoppiata dopo la visita di una classe quinta della scuola elementare Arpalice Cuman Pertile di Marostica in Piazza della Libertà a Trieste. I bambini avevano distribuito i pasti ai migranti, raccontando l'iniziativa della scuola volta a simulare e conoscere le difficoltà del viaggio dei profughi attraverso la rotta balcanica. Il tutto filmato con il telefonino da Lorena Fornasir, presidente dell'associazione Linea d'Ombra, che aveva poi postato sui social l'esperienza dei bambini. Alcune ore dopo il video era stato rimosso. Fornasir, contattata telefonicamente dalla nostra emittente, ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Ma la polemica intanto prosegue. Al centro il fatto che la piazza sia teatro di episodi gravi, quali rapine, risse e accoltellamenti. Ieri i parlamentari di centrodestra si erano mossi subito, depositando un'interrogazione al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Attesa per la prossima settimana un'ispezione del ministero alla scuola di Marostica per far luce sull'episodio. Sono politici che hanno paura della libertà educativa, sono politici che guardano a modelli di società autoritaria. Come in tutte le società autoritarie il potere controlla l'informazione e controlla l'educazione. Si pensi al fascismo italiano, ma a qualunque sistema autoritario. Evidentemente ci sono molte nostalgie per questo tipo di realtà. Dall'altro lato, l'europarlamentare della Lega Anna Maria Cisint è tornata all'attacco. Ancora una volta la sinistra dalla parte sbagliata della storia. In questo caso la scuola, le maestre, hanno trattato i bambini come migranti irregolari. È inaccettabile che vengano bendati per spiegare loro che i migranti irregolari sulla rotta balcanica scappano dalla polizia. È un messaggio sbagliatissimo, gravissimo e inaccettabile. Come gravissimo e inaccettabile che quei bambini piccoli siano stati per coinvolgerli in un orientamento politico che non devono subire a quell'età, siano stati portati in una piazza, che la Piazza Libertà, che più volte è stata teatro anche di episodi molto gravi. Non più tardi di una settimana fa un accoltellamento. E a Bassano del Grappa siamo andati a sentire le opinioni dei bassanesi. Sicuramente ci sarà stato anche un parere dei genitori, perché non credo che possano averli portati senza che nessuno abbia autorizzato, visto che erano dei minori. Non vedo niente di grave, di mancanza di rispetto su questi ragazzi. Una gita, un po' di divertimento, un po' di novità. Io non so se manderei mia figlia a camminare scalza sui sassi, sono sincera. Tante storie per poco e niente. Dipende anche l'età dei bambini, se è una scuola elementare forse è un pochino precoce la cosa. Sono discorsi che facciamo così senza avere dei dati precisi su come, cosa, perché. Io ero un insegnante, dipende da che lavoro hai fatto, se poi loro... Cioè, questa è una cosa forse pericolosa e non adeguata. Io penso che qualunque iniziativa porti ad una maggiore empatia e a un rispetto per le altre persone vada bene. Poi definire i termini, gli ambiti, le modalità, questo è un altro discorso. Ma perché no? Potrebbe essere anche istruttiva, non credo sia un qualcosa di negativo, assolutamente sì. Io posso pensarne solo bene per quanto mi riguarda. Può essere utile anche per calarsi nei panni degli altri, ecco. Può esserci del buono secondo me, poi le modalità magari possono essere un pochino rivedibili. Non ci trovo sinceramente nulla di male, anzi voglio dire, penso che immedesimarsi probabilmente è il modo migliore per comprendere. Troppo piccolo, 8-9 anni, magari spiegarle qualcosa a casa sì, ma a 8-9 anni io trovo che sia troppo piccolo. Non sarebbe neanche una brutta esperienza per far capire specialmente noi gli adulti, anche ai giovani, per farli rendere conto della difficoltà che hanno quelli che arrivano qua, secondo me. Deve vedere anche chi li accompagna, se stanno attenti a questi bimbi, perché uno dà la fiducia a questi professori, maestri, quelli che sono, e deve vedere cosa succede però poi dopo. Cioè io sono d'accordo, però deve vedere anche i lati negativi e quelli positivi. Bisogna vedere punti di vista. Io mia figlia non la manderei.
Allora anche qui avete visto un fatto che ha spaccato l'opinione pubblica, ne parleremo stasera e ovviamente stasera torneremo anche sul gravissimo fatto di Modena, il 31enne di origine marocchina che ha investito i passanti proprio nel centro della città. Ci sono 2 donne che hanno perso le gambe, altri feriti gravi. Sulla radicalizzazione di quest'uomo si sta discutendo, ha detto poco fa il ministro degli interni Piantedosi. Vediamo il titolo. Grazie regia. Quelle email contro i cristiani per aver ritenuto di aver subito discriminazioni, ma non ci sono segni di radicalizzazione, così ha detto il ministro Piantedosi. Tra le scritte in queste mail bisogna uccidere Gesù. Questi sono degli squilibrati, ovviamente persone che hanno problemi di salute mentale, ma che probabilmente vogliono vendicarsi della propria situazione, o si ipotizza anche dell'uccisione a Taranto da parte di ragazzi, di un branco di delinquenti, del giovane nordafricano, fatto che risale a pochi giorni fa. Adesso torniamo alla cronaca e agli incidenti stradali. C'è un altro motociclista morto, è uscito di strada da Codogné, Christian Arboit con Simone Merlo. A te Christian. Sì, buongiorno direttore, anche da parte di Simone Merlo. Alle mie spalle il punto esatto dell'impatto in cui ieri sera ha perso la vita David Sbia, 28 anni, originario della provincia di Foggia ma residente nella vicina Gagliarine. Il ragazzo aveva trascorso a quanto pare una serata in un locale qui della zona, poi si stava dirigendo verso casa. Per questo era in sella la sua Kawasaki e stava percorrendo via Roma. Siamo a Roverbasso di Codogné, quando la traiettoria a un certo punto è impazzita. Lo vedete dai segni sull'asfalto. Sbia, in sella alla sua moto, è andato a collidere contro i pali delle indicazioni. Questo è un crocicchio tra 3 vie, via Roma, via Strada Bassa e via Roverbasso. Chiaramente l'impatto è stato fortissimo, un boato ha scosso i residenti della zona, tanti sono accorsi anche per prestare le prime cure. Abbiamo parlato con alcuni di loro nella tarda mattinata, con una donna ancora molto provata che ha tenuto la mano al giovane. Un'altra famiglia ha portato delle coperte. Quello che è certo è che in tanti speravano in un miracolo, perché il ragazzo ieri sera dava dei segnali, era tutto sommato cosciente, ci raccontano i residenti. Invece dopo ore di agonia si è spento all'ospedale Cafoncello. Non c'è stato nulla davvero da fare per questo ragazzo, David Sbia, ripeto il suo nome, 28 anni, di Gagliarine. A Gagliarine il cordoglio del sindaco Diego Zanchete, dell'intera comunità. Il ragazzo era noto in paese e molto anche ben voluto, stando alle prime informazioni. Sul posto chiaramente c'è stata un'ampia mobilitazione di uomini e mezzi, il SU M118, i vigili del fuoco, i carabinieri, che ora si stanno occupando delle indagini. Si tratta con buona probabilità di un'uscita di strada autonoma in un tratto, questo già noto alle cronache, e in cui si continua a correre parecchio, come ci hanno spiegato sempre i residenti qui in zona. Ma questa forse è un'altra storia, una storia collaterale. Resta il dolore per l'ennesima vittima sulle strade della Marca trevigiana. Da via Roma di Roverbasso di Codogné è tutto, con Simone Merlo. Direttore, ti restituisco la linea. Grazie a Cristiano, poi a Simone Merlo. Poi vi daremo conto di un altro incidente, un altro centauro che ha perso la vita nel bellunese a Quero Vas. Ci collegheremo con Tiziana Bolognani. Adesso invece andiamo nel veneziano a Fossò per un maxi rogo di batterie di plastica, un'immensa colonna di fumo nero. Il sindaco che ha invitato i cittadini a tenere chiuse le finestre. In diretta Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio per la parte tecnica. A te Ilaria.
Buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio davanti all'azienda IKI qui in strada Nuova Fossò, proprio poco distante da dove è avvenuto l'omicidio di Giulia Cecchettin. Insieme a me c'è la vice sindaco Susanna Calore per aggiornarci su come si sia sviluppata la situazione. Ieri lei e il sindaco avevate scritto un messaggio anche tramite i social ai cittadini di tenere appunto chiuse le finestre. Oggi la situazione qual è? Che cosa possiamo dire alla cittadinanza? Ma intanto che è tutto sotto controllo, che eravamo rimasti d'accordo con ARPAV di eventuali nuove comunicazioni da dare alla cittadinanza che non sono arrivate, quindi insomma la situazione è tranquilla. Attendiamo nei prossimi giorni i monitoraggi per capire quello che è successo. Il materiale che ieri ha preso fuoco è sotto sequestro perché venga fatta una valutazione su come sia successo, sulle modalità, e quindi insomma la situazione comunque è tutta sotto controllo, anche grazie a tutti gli enti proposti che ieri erano allertati, presenti, e quindi siamo riusciti insomma a tenere sotto controllo tutta la situazione. Ecco, infatti anche le numerose squadre dei vigili del fuoco sono arrivate tempestivamente proprio per arginare le fiamme. Sì, diciamo che orientativamente l'incendio è divampato intorno alle 16:30, ma già alle 17:10 erano presenti i vigili, quindi un intervento veramente velocissimo. Sono arrivata direttamente qua sul posto, ho mantenuto i rapporti con prefettura, vigili, ARPAV, protezione civile, e perciò insomma siamo riusciti a tenere tutto sotto controllo, monitorato, e quindi non ci sono stati grossi problemi, ecco. Ecco, nel frattempo è riuscita a raggiungerci anche l'assessore all'ambiente Lorena Cavaliere. Allora, che cosa possiamo dire ai cittadini per quanto riguarda la situazione ambientale, di stare tranquilli? Certo, possiamo dire di stare tranquilli, il Comune sta monitorando la situazione e siamo in attesa delle risposte dell'ARPAV che appena possibile manderanno, però solo il fatto che non hanno ancora chiamato è un'indicazione che possiamo stare tranquilli. Ecco, infatti è importante specificare che ad esempio spesso nei luoghi dove avvengono degli incendi si sente ancora un forte odore anche all'indomani, mentre oggi non si sente più nulla. No, infatti, a differenza di altre occasioni, diciamo che questa volta sì, già da ieri sera non c'era l'odore fastidioso che c'è di solito quando purtroppo succedono questi incendi. Adesso è da capire, appunto, e la ditta ci tiene anche a sottolineare, ci ha comunicato che l'incendio ha interessato l'area di stoccaggio di pile e batterie portatili, precisando che i materiali, comprese le batterie a litio, erano conservati correttamente secondo le procedure di sicurezza previste. Quindi adesso è proprio da capire come sia successo questo incendio, visto che ne era successo uno analogo un mese fa. Quindi adesso ci saranno appunto le verifiche necessarie del caso, e come amministrazione siamo qua pronti a monitorare e pronti a capire cosa è successo, insomma. Ecco, perché ricordiamo che è partito tutto da uno dei cassoni che si trovavano qui fuori all'esterno e che conteneva alcune batterie a litio, ma appunto l'azienda ha detto fosse tutto regolare. Ora sarà ai vigili del fuoco e ai tecnici capire effettivamente da dove siano scaturite le fiamme. Ringrazio il vice sindaco e l'assessore all'ambiente. Qui da Fossò è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molto a Ilaria Marchiori e a Sandro Ponchio. Adesso andiamo a Padova per l'ex insegnante di religione che è agli arresti domiciliari per abusi sui minori. A Padova in diretta Chiara Gaiani con l'operatore Cristian Rocche Allende. A te, Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Con il collega ci troviamo proprio davanti al Tribunale di Padova perché si terrà domani l'interrogatorio di garanzia del 37enne originario del Trevigiano, come dicevi tu, agli arresti domiciliari con un'accusa pesantissima, quella di aver abusato di 7 minorenni. Una vicenda che è partita con un'indagine della squadra mobile della Questura di Padova lo scorso marzo, che ha raccolto
con il procedimento del cosiddetto codice rosso, la dichiarazione di un 17enne che sarebbe stato molestato durante un periodo di permanenza con l'ex insegnante fuori regione, una vicenda che sta scuotendo tutta la città di Padova, perché fino al 2023 quest'uomo, un 37enne, era insegnante in una nota scuola cattolica della città, tra l'altro aveva fatto l'animatore, gli erano affidati dei ragazzi anche in parecchie parrocchie della diocesi di Padova. Una vicenda, noi abbiamo sentito la Chiesa di Padova che ha diffuso ieri sera un comunicato e che oggi ha deciso di non rilasciare ulteriori dichiarazioni. Cercheremo anche di sentire il difensore dell'uomo Ernesto De Toni, ex professore che si dichiara innocente. Tutto questo ve lo proporremo nei servizi di questa sera, ma ricostruiamo la vicenda nel servizio che abbiamo preparato in redazione. Poi ringrazio Cristian Roque Allende per la collaborazione tecnica e da Padova la linea può tornare allo studio. È accusato di aver molestato 7 minorenni tra il 2017 e il maggio del 2026, con l'accusa di plurimi episodi di violenza sessuale aggravata da venerdì e agli arresti domiciliari nella canonica di un paese dell'Interland della città Francesco Saviane, 37 anni, originario di Volpago del Montello, ma da anni residente nel Padovano, dove è stato insegnante di religione presso un noto istituto cattolico della città e collaboratore in diverse parrocchie della diocesi. Domani Saviane sarà sottoposto all'interrogatorio di garanzia dopo l'ordinanza firmata dal giudice per le indagini preliminari Laura Alcaro su richiesta del PM Sergio Dini, al termine di un'indagine condotta dalla squadra mobile di Padova, nata dalla segnalazione di presunti abusi sessuali subiti da un 17enne nel marzo scorso durante un fine settimana trascorso fuori regione da parte dell'insegnante, amico di famiglia. Un'indagine che ha presto coinvolto altri ragazzi e ragazze giovanissimi che gli erano stati affidati come professore di religione o come animatore. 7 in totale i casi di abusi che sarebbero stati accertati, che riguardano ragazzi e ragazze. Una notizia scoppiata come una bufera nel Padovano, sulla quale la Chiesa di Padova è intervenuta attraverso un comunicato diffuso nella serata di ieri, nel quale precisa che l'uomo, agli arresti domiciliari cautelativi, non ha più ricevuto incarichi di insegnamento di religione cattolica dal 1 settembre 2023 e che a seguire gli è stata anche formalmente e definitivamente revocata l'idoneità all'insegnamento. Dal 2023 l'insegnante ha anche concluso la sua presenza presso l'Istituto Barbarigo, precisa il comunicato, che aggiunge come il vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, abbia anche disposto l'esclusione da qualsiasi incarico in ambito ecclesiale a seguito di un'indagine canonica avviata a suo carico. Saviane è ospite in una canonica della diocesi di Padova, aggiunge il comunicato, in base a una scelta personale del parroco in violazione di una formale indicazione da parte dell'ordinario diocesano. Francesco Saviane, difeso dall'avvocato Ernesto De Toni, si dice amareggiato e sconvolto dall'ordinanza. Il 37enne è già al lavoro con il suo difensore in vista dell'interrogatorio di domani. Grazie a Chiara Gagliani, a Cristian Roque Allende. Adesso passiamo alla pagina dei furti, dei ladri. Quinto Vicentino fa i conti con la serie di furti e tentati furti in abitazione. Da inizio dell'anno se ne contano oltre una decina. Gli ultimi si sono registrati proprio lo scorso fine settimana. Il sindaco ha incontrato i cittadini. Per noi Mirko Cavallini e Simone Squarcina con il sindaco Stefano Ferrarini. A te Mirko. Buongiorno da Quinto Vicentino con Simone Squarcina alla parte tecnica e col sindaco Stefano Ferrarini. Siamo all'esterno del municipio, torniamo qui, ci eravamo stati a marzo per un'ondata in pochi giorni di una decina di furti. Un altro caso si è verificato nei giorni scorsi sempre al villaggio Montegrappa. Insomma, sindaco, è una zona purtroppo che continua a essere battuta. Sì, abbiamo avuto domenica scorsa la visita da parte di malviventi, i quali sono entrati dentro in un'abitazione, hanno fatto dei danni e poi hanno tentato di entrare dentro in una seconda abitazione, ma lì praticamente non hanno fatto nulla. Ecco, è una situazione molto complicata, imbarazzante, perché da una parte i cittadini reclamano sicurezza, dall'altra parte cerchiamo in tutti i modi di garantirla, ma non è facile perché questi agiscono dove meno te l'aspetti, nei momenti anche i più
così, insomma, dove uno pensa che è a casa. Erano le 2:30 del pomeriggio della domenica appunto scorsa, quindi situazioni che purtroppo ci mettono in grave difficoltà, perché non si sa esattamente come prevenire questi furti. Ecco, da quello che avete capito anche, insomma, tramite gli inquirenti o le testimonianze, e come si dice, insomma, anche a livello popolare, non siamo noi a controllare i ladri, ma sono i ladri che controllano noi. È proprio così anche in questo caso? Pienamente d'accordo, perché sappiamo che studiano molto bene la situazione. Poi quando vedono magari delle abitudini che sono, come dire, abbastanza consolidate, tipo esco alle 8 del mattino, rientro alle 18 di sera, è una casa dove non c'è movimento, magari non c'è un cane, non c'è nessuno, ecco che lì trovano il momento giusto della giornata per entrare e fare quello che devono fare. Purtroppo tante volte ci rendiamo conto di essere impotenti, perché anche da un'analisi fatta con i carabinieri sappiamo che questi agiscono a macchia di leopardo, prendono di mira dei quartieri e li battono fortemente, anche magari per 2, 3, 4 giorni. La tecnica è sempre la stessa, per cui qualche giorno prima qualcuno fa un po' da palo, vede un po' la situazione com'è, poi quando intendono agire suonano 3-4 volte, se non trovano nessuno che risponde, allora lì partono e molto veloci agiscono, magari incappucciati, perché abbiamo avuto quel caso di appunto domenica l'altra, dove con un Audi, una macchina scura, insomma, sono arrivati, sembrava che fosse un Audi, in 4 incappucciati sono scesi giù al volo e in pochi minuti hanno fatto quello che dovevano fare, scardinando una porta, entrando dentro e facendo danni. I cittadini si erano organizzati con delle chat, hanno fatto la richiesta, insomma, di attivare il controllo di vicinato, più illuminazione, più controlli. Su questo cosa ci può dire? Beh, allora i cittadini si sono mossi in maniera autonoma creando questa chat, creando per ora un gruppo di persone che sono intenzionate, nel momento in cui avremo l'autorizzazione, di agire come controllo di vicinato. Abbiamo inoltrato in prefettura la richiesta, abbiamo già avuto un primo riscontro da parte del prefetto, per cui ci chiede un'integrazione su alcuni dati. Però insomma contiamo di partire a presto. Sappiamo che non è l'unico elemento, l'unico deterrente, abbiamo bisogno di mettere insieme altre cose, magari potenziando in qualche via strategica la videosorveglianza. E comunque raccomandando sempre ai cittadini di fare la loro parte, perché da una parte è importante la prevenzione, dall'altra parte è importante anche, come dire, costruirla questa prevenzione, che non è una cosa così scontata. Per costruirla servono le forze di tutti, e compresa quella del Comune. Ringrazio il sindaco di Quinto Vicentino, Stefano Ferrarini, e con Simone Squarcina alla parte tecnica vi restituisco la linea. Grazie ai nostri inviati. Oggi in regia ci sono Edoardo Paris e Andrea Basso. Vediamo un titolo della prima pagina dell'Arena di Verona. A Pradaval, aggredito un fiorista, serve una pattuglia fissa ai giardini, dice, e oggi partono le zone rosse. Aveva allontanato uno spacciatore che lo ha preso a sberle, i danneggiamenti ormai sono quotidiani. E a Trieste colpiscono ancora una volta i Maranza, che si dedicano spesso e volentieri a risse notturne in pieno centro, dove ci sono stati anche dei danni alle auto parcheggiate e agli arredi di un locale. Ancora un sabato notte violento in centro, nella zona delle Rive e della Movida di Trieste. Una rissa è scoppiata intorno alle 2 della scorsa notte fra una trentina di giovani, alcuni dei quali sarebbero rimasti feriti, fortunatamente in modo lieve. Una decina i ragazzi identificati dalla polizia, intervenuta sul posto con 3 pattuglie della questura. Tra le conseguenze della maxi rissa anche il danneggiamento di alcune automobili parcheggiate. Questi i fatti secondo una prima ricostruzione degli agenti, che ora indagano sui motivi che hanno scatenato le violenze. I testimoni raccontano di grida e ragazzi picchiati da gruppi di loro coetanei con pugni e calci, ma anche di sedie e tavolini dei bar fatti volare in strada, e in almeno un caso sulle auto. Una vettura regolarmente posteggiata è stata seriamente danneggiata, con il vetro posteriore infranto e varie ammaccature. Pesanti danni anche agli arredi esterni dei locali, molto numerosi in zona. Poi, all'arrivo delle volanti, molti giovani
giovani sono riusciti a dileguarsi nelle strade del centro, mentre circa 10 tra minorenni e appena maggiorenni sono stati identificati dagli agenti. Episodi che si ripetono ormai con preoccupante frequenza nei fine settimana e che stanno esasperando esercenti e residenti. Servizio di Laura Buccarella della nostra redazione di Trieste. Dobbiamo parlare ancora di incidenti stradali perché c'è stato un altro centauro che è morto, questa volta sulla strada Feltrina, aveva 58 anni. Andiamo in diretta da Tiziana Bolognani e da Stefano Bozzi. A te Tiziana. Sì, direttore, buongiorno. Aveva 58 anni, si chiamava Giovanni Guadagnino, originario di Pieve di Cadore, ma residente probabilmente per ragioni di lavoro a Feltre. L'uomo in sella alla sua motocicletta probabilmente era diretto verso casa quando proprio all'altezza delle curve di Santa Maria del comune di Setteville, una volta Quero Vas, luogo assai tragicamente noto, tristemente noto per gli incidenti stradali. Siamo sulla 348 Feltrina. L'uomo, vi dicevo, ha perso certamente il controllo della sua potente motocicletta ed è uscito di strada. Le ferite per lui sono state traumi sono stati davvero molto pesanti e nonostante l'arrivo praticamente immediato dei soccorritori del SUEM 118 allertati dagli automobilisti che si sono trovati davanti la motocicletta e il centauro riverso a terra, ai sanitari non è rimasto altro che constatare il decesso dell'uomo. La sua salma è stata poi portata all'obitorio dell'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre. Non siamo riusciti questa mattina a trovare il luogo esatto dello schianto, perché questa notte in provincia di Belluno è tornata nuovamente la pioggia e comincia a piovere anche in questi minuti, quindi probabilmente e i segni lasciati dalla polizia stradale che è arrivata con la sua pattuglia da Feltre per i rilievi, i segni per l'appunto sono stati dilavati dall'acqua. Si sta cercando di capire la causa dell'uscita di strada, probabilmente non è esclusa l'alta velocità o banalmente anche l'asfalto viscido per la pioggia, o si pensa anche ad un malore improvviso dell'uomo, di cui al momento conosciamo solamente le generalità e quindi il nome, il cognome, l'età e la residenza, ma null'altro di più. Si sta lavorando per capire che cosa è successo, ma da Quero, da Santa Maria di Quero, non siamo in grado di aggiungere ulteriori dettagli, se non che le uscite autonome di strada di motociclette non sono una cosa rara. Qualche settimana fa, ve l'avevamo raccontato, un altro motociclista sulla provinciale 1 e quindi esattamente dalla parte opposta della 348 al mattino presto, attorno alle 8 del mattino, anche lui durante una giornata di pioggia aveva perso il controllo della motocicletta, era finito rovinosamente a terra e aveva perso la vita. Direttore, è tutto, ti restituisco la linea. Grazie molte a Tiziana Bolognani, responsabile della nostra redazione di Belluno, all'operatore Stefano Bozzi. Ancora gli incidenti stradali, un 22enne di Roncade è rimasto coinvolto in un grave sinistro sulla strada che da San Michele al Tagliamento conduce a Bibione sul litorale veneziano. 4 i mezzi interessati, 3 moto e un'auto. Il gruppo di centauri era in fase di sorpasso quando una delle moto si è scontrata con un'auto andando a invadere la corsia opposta. Ad avere la peggio un 29enne di San Donà di Piave, trasportato con l'elicottero all'ospedale di Mestre, mentre il 22enne trevigiano è stato accompagnato in ambulanza a Porto Gruaro. Il leso è il terzo motociclista, un 50enne di Padova, come pure il conducente dell'auto finita nel fosso, un 31enne di Mussolente. Sul posto, oltre al SUEM e vigili del fuoco, anche polizia locale e carabinieri. Gli atti vandalici, vandali sempre in azione, e questa volta i campetti da calcio alla casa del giovane di Paese. La parrocchia di San Martino Vescovo ha deciso di chiudere. Ieri sera
un'assemblea con le famiglie per cercare una soluzione. Atti vandalici e danneggiamenti, la parrocchia ha deciso di chiudere i campetti e gli spazi esterni della casa del giovane. Siamo in centro a paese, la parrocchia è quella di San Martino Vescovo. Il cartello affisso al cancello lascia poco spazio alle interpretazioni. Comportamenti non adeguati e danni hanno costretto alla chiusura per evitare che questi fatti continuassero. E poi l'invito a non scavalcare la recinzione. È questo uno dei comportamenti, scrive la parrocchia, che dicono mancanza di rispetto per il luogo e per chi lo offre e ci scoraggiano a riaprire. Ma c'è anche spazio alla speranza di poter riaprire presto. Per questo sabato pomeriggio c'è stato un incontro con le famiglie, un'assemblea aperta a tutta la cittadinanza per spiegare quanto successo ed aprire una riflessione condivisa. Gli spazi, inaugurati a fine 2024, gratuiti ed aperti a tutti i ragazzi, sono stati recentemente oggetto di gravi episodi: bagni danneggiati, vetri rotti, scritte oscene. È una cosa seria e importante, perché ci sono stati proprio degli atti molto gravi, per cui hanno preso questa decisione. Abbiamo preso, perché anch'io faccio parte della comunità, di chiudere, e adesso si spera di riaprire. Attraverso il confronto si cerca una soluzione con la comunità, come ci racconta una mamma che ha partecipato all'assemblea. È stato un bel momento di comunità e ognuno ha portato la sua idea, le sue preoccupazioni e la sua idea per poter riaprire, e verrà valutato come riaprire. Siamo preoccupati, però siamo anche convinti che facendo comunità e alleandosi fra adulti, fra genitori, si possa anche venirne fuori bene, insomma. In via Castelmenardo a Treviso è comparsa una scritta in memoria di Francesco Favaretto, il giovane ucciso nel dicembre del 2024, sempre durante una rissa tra ragazzi. Per Fratelli d'Italia un atto di vandalismo e non di memoria. In una città senza cuore che non si occupa del dolore, ogni volta un fratello muore. Questa città ti ha ucciso, i tuoi muri sono la rivoluzione. Questa la scritta comparsa in via Castelmenardo a Treviso, teatro nel dicembre 2024 della mattanza di Francesco Favaretto, con un branco composto per lo più da giovanissimi, ora a processo. Non un gesto di memoria per Davide Acampora, consigliere di Fratelli d'Italia. Il dolore, la rabbia, il desiderio di ricordare qualcuno non possono e non devono trasformarsi nell'alibi per vandalizzare proprietà private o sporcare la città. Questo muro, che era stato tra l'altro appena tinteggiato, non appartiene a chi impugna una bomboletta spray di notte, appartiene a dei cittadini che ancora una volta dovranno sostenere dei costi e dei disagi per pulire ciò che altri hanno deciso di sporcare, di deturpare. La scritta è comparsa a pochi mesi dall'altro graffito con la bomboletta, in cui si elencavano i nomi dei ragazzi coinvolti nell'aggressione costata la vita al 22enne, una zona, via Castelmenardo, che non trova pace. È giunto il momento di dire davvero basta con le giustificazioni romantiche. Queste non sono manifestazioni artistiche, non sono nemmeno gesti di memoria, sono veri e propri atti di vandalismo. Via Castelmenardo, come altre zone della città, è da tempo interessata da continui episodi di tag e di imbartamenti che non possono essere sottovalutati e che i cittadini continuano a segnalarmi. Per Fratelli d'Italia, che così torna sul fronte sempre caldo della sicurezza, soprattutto fra alleati, vanno prese contromisure. È un tema che richiede attenzione da parte della nostra amministrazione, con strumenti più efficaci sia sul piano della prevenzione che su quello dei controlli. Servizio di crisi in Arboit, anche a Vicenza impera il degrado, un'altra operazione antidroga però è andata in porto, questa volta in zona ospedale. Sono ancora una volta i parchi a ridosso di aree molto frequentate, i luoghi preferiti dagli spacciatori di droga per le loro attività illecite. Lo scenario questa volta è via Bedeschi, a nord dell'ospedale San Bortolo, lungo il primo tratto dell'area verde che costeggia il corso dell'Astichello. Alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di un uomo dedito allo spaccio. Un intervento mirato della polizia locale ha permesso di individuarlo e fermarlo con addosso alcune dosi di stupefacenti. Altre, assieme al denaro probabile provento dello spaccio, sono state trovate al termine della perquisizione nella sua dimora. L'uomo è stato arrestato. L'operazione antidroga si aggiunge alle tante già compiute nell'area del Quadrilatero che stanno cercando di sradicare il fenomeno. Non c'è spazio, non c'è tolleranza per lo spaccio, per chi delinque, quindi
Naturalmente il lavoro principale è quello delle forze dell'ordine che ringraziamo sempre, ma anche la polizia locale dà il suo contributo grazie ai NOS e al nucleo che combatte lo spaccio. Così il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Restiamo a Vicenza dove si discute della TAV, la più grande opera pubblica in costruzione, in attesa di decisioni definitive sull'area della stazione sul lotto ad est. I cantieri stanno procedendo nella zona ovest, per la quale sono in vista importanti incontri nei prossimi giorni. Le ruspe che daranno forma alle nuove linee per la TAV ci sono solo nella zona ovest, anche se il cantiere non sta rispettando la tabella di marcia. Martedì 19 arriveranno a Vicenza i tecnici di IRICAV e RFI per fare il punto con il comune. Sono a rilento per aspetti burocratici che riguardano il livello nazionale. Stiamo aspettando anche lì che ci dicano da un lato quali sono le ragioni e dall'altro in che tempi i lavori riprenderanno a dovere. Il sindaco in un vertice a Roma ha incontrato il nuovo commissario alla TAV Aldo Isi per affrontare anche gli altri due nodi: la stazione, per la quale si prevede un anticipo dei lavori di adeguamento anche dell'area passeggeri, e l'area ad est, sulla quale c'è l'interessamento diretto del ministro Matteo Salvini, con il quale c'era stato un confronto ormai 10 mesi fa. Il ministro, a seguito di quell'incontro, ha chiesto ad RFI un approfondimento sulle varie ipotesi per capirci, approfondire ad esempio le implicazioni sulla falda della galleria, capire dal punto di vista ferroviario quali sono gli impatti delle varie ipotesi. A seguito di quella analisi verremo riconvocati per fare il punto e per capire qual è la direzione che il Ministero intende intraprendere. Le analisi delle proposte progettuali sono ancora in corso, ma pare sarà proprio Salvini ad affrontare la questione venendo sul posto nei prossimi giorni. La sua presenza dovrebbe chiarire modi e tempi dei lavori, compresa la complessa e cruciale questione dello scavalcamento fra la linea ad alta velocità e quella tradizionale. E ancora il sindaco di Vicenza al microfono di Mirko Cavallin. Vediamo sempre sul fronte della TAV il centrodestra che chiede un consiglio comunale straordinario. Sono 3 anni che l'amministrazione tentenna, ripensamenti, cambi di scenario. Non c'è un quadro chiaro. Qui parliamo di abbattimenti, di terreno di cittadini che vogliono sapere che fine faranno le loro zone. Quindi serve chiarezza, serve avere il punto della situazione e non tergiversare per magari arrivare sotto elezioni senza aver ancora deciso nulla. Accanto alla problematica della TAV ci sta molto a cuore il recupero della stazione. È previsto un progetto di riqualificazione che prevede il passaggio pedonale sotterraneo. In questo momento l'amministrazione Possamai ha rinunciato al sottopasso e questo ci preoccupa perché iniziano i lavori di riqualificazione ma non c'è traccia del nuovo passaggio pedonale. Ancora una volta il nostro sindaco pensa all'immagine e non alla sostanza. E dunque una stazione di vetro in acciaio bellissima in centro città, ma cosa produrrà la TAV e cosa sarà la TAV all'uscita est? Il progetto stazione non fa parte della TAV, non riguarda IRICAV 2 ma riguarda solo RFI, è un'altra cosa, collegata sicuramente ma è un'altra cosa. Sulla TAV invece non si sta dicendo tutta la verità, non si capiscono, non si giustificano i ritardi ad ovest e non si prendono decisioni per quanto riguarda il terzo lotto, in particolare lo scavalco del Montone, per il quale noi siamo favorevoli e decisi per lo spostamento fuori Vicenza. A riguardo, proprio per confrontarci e discutere su questo delicato tema, noi delle minoranze, nell'interesse della nostra città, abbiamo chiesto la convocazione di un consiglio comunale monotematico, sul quale chiederemo lumi all'amministrazione, vorremmo chiarezza e trasparenza. Ancora il mondo col fiato sospeso per la guerra tra Iran e Stati Uniti. Il presidente Trump ha fatto capire di voler riprendere le ostilità. Teheran ha risposto sul piano di pace agli Stati Uniti con il presidente americano che dice il tempo stringe, lo stretto di Hormuz è ancora chiuso e adesso c'è ovviamente sempre in ballo la questione dei prezzi dei carburanti alle stelle. E su gasolio e benzina di contrabbando sono intervenuti gli uomini della Guardia di Finanza che hanno bloccato 2 auto articolati.
trasportavano in totale 60.000 litri di gasolio e benzina di contrabbando e 2 auto articolati bloccati dalla Guardia di Finanza di Padova. Un'operazione che si inserisce nel potenziamento dei controlli sui distributori di carburante e sulle autobotti circolanti nel territorio della provincia dopo i recenti aumenti di prezzi alla colonnina dei distributori. In totale sono stati compiuti 47 interventi, uno ha riguardato un distributore in autostrada, gli altri 46 impianti operanti nella rete stradale. 8 in totale le violazioni contestate per inosservanza degli obblighi di comunicazione all'osservatorio carburanti presso il Ministero delle Imprese del Made in Italy e 5 violazioni in materia di corretta esposizione dei prezzi. Servizio di Chiara Gaiani, un colloquio di lavoro su 3 salta all'ultimo minuto per mancanza di candidati. Succede anche questo. È la fotografia della CGA di Mestre su un mercato che è in rapidissima evoluzione. In Veneto preoccupano Belluno, Rovigo e Treviso. È un mercato che vive di paradossi, quello del lavoro. Se da un lato il quadro geopolitico accelera crisi anche improvvise, Electrolux il caso più eclatante, dall'altro i lavoratori per le nuove posizioni sono sempre più introvabili. E questo nel vero senso della parola, visto che l'ultimo report della CGA di Mestre certifica come un colloquio di lavoro su 3 salti perché nessun candidato si presenta alle selezioni, ufficialmente dispersi all'ultimo miglio. In Veneto su circa 525.000 entrate previste nel 2025, quasi 176.000 sono rimaste in sospeso. Con sempre meno giovani che si affacciano per la prima volta nel mercato del lavoro, l'assenza di candidati è destinata a diventare un problema molto serio, soprattutto per le piccole imprese del Veneto che rispetto alle medie e alle grandi hanno una capacità attrattiva inferiore. Questione di dimensione aziendale, ma anche di attrattività dei singoli territori. Se la mancanza di candidati in Veneto incide mediamente per il 33,5%, la maglia nera se la aggiudica Belluno, dove ci si attesta al 37,7%, seguono Rovigo 36,8% e Treviso 34,6%. Qui, nel capoluogo della Marca, ne sa qualcosa Andrea Penzoiello, titolare di un locale in centro. È successo più di una volta appunto che a colloquio fissato dovessimo poi fare alcune chiamate per capire dove era il candidato e a volte venire addirittura bloccati o comunque non ricevere risposte. Fotografia a cui segue una riflessione che riguarda tutti, nessuno escluso. Non tutti i datori di lavoro si sono sempre comportati in maniera corretta verso i propri dipendenti. Noi stessi siamo stati dipendenti prima di essere datori di lavoro e abbiamo vissuto situazioni anche borderline. C'è però da dire che noi come azienda da diversi anni ormai non assumiamo nessuno in apprendistato, non assumiamo nessuno in stage, offriamo solo contratti qualificati, offriamo bonus. Ma anche questo non basta, con la CGA che rilancia su formazione tecnica, dialogo impresa e scuola e poi i salari, l'esempio è lampante. Quello che gli viene in tasca è sicuramente risicato, quello che noi spendiamo per un ragazzo non è per niente risicato, noi spendiamo più di 3.000 euro al mese per una persona che poi porta a casa 1.600 e 1.700 netti, quindi sicuramente se si riuscisse a detassare in parte il costo del lavoro arriverebbero molti più soldi. Il dramma dei 1.700 lavoratori dell'Electrolux che rischiano di perdere il posto. Oggi a Palazzo Balbi l'incontro convocato dall'assessore regionale Massimo Bitonci, a cui parteciperà anche la regione Friuli Venezia Giulia con sindacati e RSU dei lavoratori. Un primo appuntamento dopo la mobilitazione di 8 ore seguita all'annuncio della multinazionale svedese di voler tagliare 1.700 posti di lavoro negli stabilimenti italiani, 200 quelli a rischio a Susegana. Proprio il sindaco di Susegana, Gianni Montesella, ha convocato per domani i sindaci dei 28 comuni del comprensorio, l'ex UL7, per fare massa critica contro un ridimensionamento che peserebbe non solo sui lavoratori dell'Electrolux che sull'indotto che beneficia della presenza dello stabilimento nel territorio. Tutto in vista del tavolo principale, quello convocato al Ministero delle Imprese del Made in Italy dal ministro Adolfo Urso per il 25 maggio, data in cui è previsto anche un nuovo sciopero delle maestranze. E sull'Electrolux sentiamo cosa ha detto Antonio Rinaldo della RSU Electrolux venerdì sera a Focus.
l'accoltellamento di quel migrante non avvenga, quindi di investire piuttosto che sugli avvocati sulle forze dell'ordine, e questo già sarebbe un passo in avanti. Poi educare i ragazzi anche sulle nostre realtà quotidiane, su quello che ci circonda, io non vedo nulla di sbagliato. Ripeto, io vedo sbagliato invece dare un cellulare in mano a un ragazzino delle elementari e metterlo lì parcheggiato piuttosto che dargli un insegnamento concreto. Non ho visto che sono successe cose strane, diverse da quello che si erano progettati gli insegnanti, comunque d'accordo con i genitori. Quindi poi ho sentito parlare un po' tutti di cose diverse, sì. Ma il nostro parere è che c'è da scandalizzarci per altro, insomma, piuttosto che del cammino a piedi che hanno fatto i ragazzini. Allora, questo si parlava anche della gita scolastica tra i migranti di Trieste. Vediamo adesso a Villorba 6 alloggi per accogliere donne in difficoltà insieme ai loro figli, una scelta di civiltà secondo il sindaco Francesco Soligo. Alloggi completamente riqualificati dal comune e destinati all'accoglienza di donne in difficoltà e dei loro figli. Si inserisce nel progetto denominato Stay Safe in a Good Place, l'iniziativa intrapresa dall'amministrazione di Villorba. Un'azione pratica, concreta, per nulla scontata viste le risorse a disposizione degli enti locali, intrapresa a favore di chi cerca di lasciarsi dietro le spalle situazioni di difficoltà, anche di violenza. Una scelta di civiltà, la definisce il sindaco Francesco Soligo. È un progetto innovativo, un progetto dove si tende a dare una seconda possibilità a donne fragili con minori. Sono 6 alloggi per un totale di 16 utenti. È un progetto che è stato condiviso con dei fondi PNRR grazie anche all'ambito Treviso Nord. L'inaugurazione degli alloggi nei giorni scorsi, le immagini sono volutamente generiche per evitare di rendere riconoscibili queste abitazioni e la zona in cui si trovano, appartamenti già abitati che restituiscono a queste persone tranquillità e un futuro. Sono alloggi temporanei, è una co-housing dove si permette a donne con fragilità e con minori di integrarsi nella vita sociale. Non si è trattato di un investimento da poco. Per recuperare l'immobile comunale, trasformandolo in 4 mini appartamenti e una casa bifamiliare, sono stati impiegati 790.000 euro, di cui 80.000 del comune e gli altri, come detto, derivati dai fondi PNRR. Il progetto è realizzato in collaborazione con le cooperative sociali La S e Una Casa per l'Uomo, che affiancano le donne che trovano qui una nuova sistemazione con un'equipe di professionisti. Non solo accoglienza abitativa quindi, ma un supporto a 360 gradi. Un modo per integrarsi appunto in una nuova società e prendere un altro percorso di vita. Servizio di Lina Paronetto, vediamo nel 1955 più di 500 gli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia che furono ospitati a proposito di villaggi nel villaggio Giuliano di Vicenza, costruito vicino alla rotonda del Palladio. Una targa oggi ricorda quell'avvenimento. Via, viva! I 104 appartamenti del villaggio Giuliano in località Campedello oggi sono alloggi popolari, ma negli anni 50 furono una novità voluta dal governo a Vicenza e in altre città per accogliere le migliaia di esuli di Istria e Dalmazia. 350.000 persone, di cui 3.000 qua a Vicenza, 500 poi sono arrivate qua perché nel frattempo in quegli 8 anni a Santa Maria Nova le altre persone hanno trovato una collocazione diversa, anche se non era facile perché eravamo nel primo, non proprio il primo, ma insomma nel dopoguerra, e comunque le abitazioni erano difficili da trovare, il lavoro era difficile da trovare, quindi si è sommato problema a problema. Anche il volto e la vita di Campedello furono rivoluzionati con un inserimento forzato che solo col passare dei decenni è stato assorbito, ma senza dimenticare quanto accadde sul confine orientale. Sono ormai pochissimi quelli che ne possono raccontare, tenendo vivi i ricordi dei parenti. È stata una cosa molto triste, perché lasciare una casa, lasciare una città, lasciare un paese, non è che sia tanto facile. Per cui è stata una cosa molto triste. Piangeva,
specialmente mie nonne, mia bisnonna e mia nonna, che praticamente andava via che la sa tutto, porta via quel poco che si vede anche nelle fotografie. A volte te pensi proprio, cioè, capire cosa vuol dire andare via da casa senza niente pur di restare italiani. Il dramma degli esuli. Vediamo l'Università di Padova che ha dato l'ultimo saluto al docente Adone Brandalise con la solenne cerimonia dell'Alzabara del cortile antico del Bo. Professore, critico letterario e filosofo, ha formato generazioni di studenti. In centinaia si sono poi riuniti in corteo verso la Basilica di Santa Giustina per il funerale. Oggi nel cortile antico del Palazzo del Bo il silenzio aveva un peso diverso. Studenti, colleghi e amici si sono riuniti in un unico abbraccio per dare l'ultimo saluto con la solenne cerimonia funebre accademica dell'Alzabara ad Adone Brandalise, scomparso giovedì 14 maggio all'età di 77 anni, figura centrale nell'Università di Padova e protagonista indiscusso della vita culturale cittadina. Docente, filosofo e intellettuale tra i più autorevoli, ha lasciato un segno indelebile tra chi ha avuto l'onore di conoscerlo. Lui avrebbe sorriso vedendo qui dentro questo luogo che per lui era una forma di vita, dice con le lacrime agli occhi il figlio adottivo Khalid. Riusciva a fare una cosa bellissima, a rendere la cultura accessibile senza impoverirla, e credo questo fosse il luce della sua etica intellettuale, non usare il sapere per separarsi dagli altri, ma per creare possibilità di incontro. Io non sono suo figlio biologico, eppure non ho mai avuto dubbi sul fatto che fosse mio padre. Quando Adone Brandalise entrava in aula, per molti studenti significava assistere a qualcosa che andava oltre una semplice lezione e anche se ora la sua voce si è spenta, tra chi ha avuto l'onore di conoscerlo il suo insegnamento non morirà mai. Il modo in cui Adone Brandalise abitava la parola nell'aula appare quasi irripetibile ed è forse proprio per questo che deve continuare a rimanere vivo e presente nella memoria di chi ha avuto la fortuna di essere testimone. Andiamo in pubblicità con i nostri registi Edoardo Paris e Andrea Basso. State con noi, torniamo subito. Di nuovo in diretta con Focus TG, oltre 200 giovani da 142 paesi per le sfide del pianeta in tema di sostenibilità. È il terzo forum mondiale dei giovani MAB UNESCO che ha preso il via oggi in Veneto. Ne parliamo con l'assessore regionale Marco Zanchinato. Buongiorno Assessore. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a voi. Buongiorno, bentornato Assessore. Tra le sue molte deleghe c'è anche la valorizzazione dei siti UNESCO, è un convegno di giovani sensibili, diciamo, alla salvaguardia dell'ambiente. Beh, assolutamente sì, si tratta di 142 paesi rappresentati oggi, saremo ad Adria, quindi il parco del Delta del Po e di Colli Ugani uniti ad ospitare questo terzo forum mondiale dei giovani. È un'occasione importantissima in quanto l'UNESCO, il MAB UNESCO in questo caso, dimostrerà tutta la valenza che ha sui territori. Sono territori importanti da un punto di vista ambientale questi, ma si sposeranno con tutte le esperienze mondiali e quindi sarà veramente una cosa molto interessante anche perché i giovani avranno modo di confrontarsi, di portare buone pratiche, esperienze e quindi delineare anche le future linee guida per i siti MAB UNESCO. Ecco, MAB sta per Man and Biosphere, cioè l'uomo e la biosfera. A suo giudizio c'è un'attenzione adeguatamente alta per i problemi del nostro ambiente, anche da parte, diciamo, delle istituzioni, della politica in generale? Beh, assolutamente sì, tenga conto che solo in Veneto ci sono 4 siti MAB UNESCO, quindi 4 siti che dimostrano questo rapporto tra uomo e biosfera. È una fotografia sostanzialmente di questi territori che sono territori che hanno delle valenze
ambientali, paesaggistiche, ma anche di comunità e quindi anche produttive legate al settore agricolo, artigianale, che li fanno catalogare tra i principali siti mondiali per caratteristiche di convivenza tra uomo e ambiente, quindi sostanzialmente hanno un'altissima valenza. Pensiamo che a livello nazionale ci sono solo 21 siti, 4 sono in Veneto, per cui le istituzioni sono state attente a questo, lo sono anche attualmente perché abbiamo delle proposte di candidatura di siti UNESCO, sia siti MAB UNESCO, quindi Uomo e Biosfera, ma anche siti Heritage, quindi siti proprio legati all'aspetto più culturale, architettonico e paesaggistico. Penso ai 9 siti sempre che abbiamo in Veneto, oltre a questi 4 MAB. Ecco, ricordiamo che l'importanza strategica di questa manifestazione è sancita dal forte sostegno istituzionale del governo, della regione, di Fondazione Cariparo, ovviamente per difendere l'ambiente, poi in un momento in cui si sta vivendo una profonda crisi energetica con la chiusura dello stretto di Hormuz, per difendere l'ambiente e per difendere anche le comunità dal caro prezzi, servono risorse, servono interventi proprio da parte dello Stato in questo caso. Assolutamente sì, è una situazione particolare, difficile, che sembrava fosse risolvibile in poco tempo, ma insomma sì, ero già stato peraltro presente in una sua trasmissione dove abbiamo ampiamente discusso di questa questione che ci porterà ad avere criticità e problemi insomma per lungo tempo. Ma al di là di questo serve agire concretamente, in questo caso con misure anche economiche, ma credo che incontri come quello di oggi, con tutti questi giovani che rappresentano 142 nazioni, dimostrino anche che c'è la volontà da parte delle giovani generazioni e delle nuove generazioni, con l'attenzione della politica, di parlarsi di cose belle, di cose che valgono, e quindi di proteggere questo mondo. Questo credo che in futuro consenta anche di avere un approccio culturale diverso anche tra culture e che porti, penso e spero, la pace, insomma, perché chi ama l'ambiente, il territorio, le comunità locali e quindi le persone stesse non è portato, voglio dire, a conflittualità e quindi ad azioni offensive, per cui io spero che anche azioni come quella che viene fatta oggi da questi 2 parchi, peraltro perché il Delta del Po e di Colli Ugani sono 2 parchi, serva anche per questo, cioè non solo per l'aspetto ambientale, per l'aspetto anche turistico, perché poi essere sito UNESCO vuol dire anche aprirsi al mondo da un punto di vista turistico, serva proprio a dialogare tra nazioni e quindi aiuti anche la politica a farlo. Bene, Assessore, ricordiamo, sono 5 giorni di confronti articolati in plenarie, tavoli tecnici, momenti di scambio culturale ed escursioni sul campo. Le sessioni toccheranno temi cruciali quali l'innovazione scientifica per la sostenibilità, la governance delle aree protette e le azioni concrete per raggiungere questi obiettivi di sviluppo sostenibile. Assessore, grazie molte, buon lavoro e a presto. Arrivederci. Grazie a voi e buon lavoro. Arrivederci all'assessore Marco Zecchinato della Regione del Veneto, e restiamo in ambito ambientale perché un giovane orso è stato avvistato nei boschi dell'Altopiano. Il sindaco di Asiago invita a non avere paura. Sta facendo il giro del web l'immagine che vi abbiamo mostrato nei nostri TG dell'orso che si aggira nei boschi dell'Altopiano, ripreso da una fototrappola della Polizia Provinciale che da qualche tempo lo sta monitorando. Pare si tratti di un giovane esemplare di maschio in arrivo dalla Folgaria, molto schivo, che si nutre, da quanto appurato dagli esperti che ne hanno esaminato gli escrementi, di vegetali. Certo è che la mente corre immediatamente all'orso Dino che una quindicina d'anni fa aveva terrorizzato l'Altopiano. Quello è stato molto più problematico
traumatico per noi perché aveva attaccato delle mandrie, gli apiari, era stato un orso impegnativo da gestire. Questo pare che sia un orso molto più piccolo, un cucciolo di orso, poco più grande di un cucciolo. Lo stanno monitorando con le fototrappole, la polizia provinciale in coordinamento con la Regione Veneto. Per noi è bello pensare che ci sia l'orso sull'altopiano che ritorni periodicamente perché dà il senso dell'integrità di un ecosistema che attrae ancora questi plantigradi che erano anticamente presenti sul nostro altopiano, sulle nostre montagne. L'orso però isolato tende a camminare, a spostarsi perché vanno in cerca delle femmine, quindi è difficile pensare che questo orso rimanga qui se non arriverà anche a seguito una femmina. Nel frattempo la Regione invita le persone a segnalare eventuali avvistamenti e soprattutto a non lasciare rifiuti in giro perché potrebbero attirare il plantigrado. In tutto questo vogliamo ricordare non c'è da aver timore. No, perché al di là del fatto che è un cucciolo, quindi non è un grande orso come lo fu l'orsodino, che era veramente un orso molto particolare e problematico, esatto, ma è un orso che si sta sviluppando, che sta crescendo e non sembra che sia un orso pericoloso. Poi questi orsi scappano solo a sentire il rumore degli animali e soprattutto degli umani, ecco, più che degli animali. Roberto Rioni Sterni, sindaco di Asiago, al microfono di Vanessa Banzato. Vediamo un'altra notizia, sempre sull'ambiente. Il delfino Mimmo, come una star in laguna, mangia e sta bene. Vedete, proprio fa le sue evoluzioni tra la Basilica della Salute e Piazza San Marco. Vediamo adesso in mostra a Palazzo dei 300 a Treviso le opere degli 850 alunni che hanno partecipato al concorso Ama il tuo quartiere, idee e progetti per una Treviso migliore a proposito appunto dell'habitat e della cura per l'ambiente e anche cittadino. C'è una Treviso che i grandi spesso dimenticano di guardare. È una città fatta di boschetti nascosti, panchine dove incontrarsi, nonni che si tengono per mano con i bambini, quartieri immaginati a colori e costruiti persino con i Lego. È la città raccontata dagli 850 alunni protagonisti della 13ª edizione di Ama il tuo quartiere, il concorso che ha trasformato Palazzo dei 300 in una piccola mappa dei desideri della città, vista attraverso gli occhi dei più piccoli. Attendono con ansia ogni anno il concorso Ama il tuo quartiere perché hanno imparato nel corso degli anni che la loro voce per noi conta e quindi tutte le proposte che ci presentano cerchiamo di realizzarle anche attraverso da un paio d'anni i ragazzi più grandi del Ci sto a fare fatica che realizzano durante l'estate i desideri dei bambini più piccoli che poi quando tornano a scuola vedono i loro sogni diventare realtà. Non solo disegni e cartelloni ma idee concrete, desideri, richieste. C'è chi sogna meno schermi e più giochi all'aperto, chi vorrebbe rivedere vivere l'orto della scuola, chi ha riscoperto il bosco dietro casa e chi ha raccontato il valore dell'amicizia e dello stare insieme. Un viaggio dentro una Treviso più lenta, più umana, dove il quartiere torna ad essere comunità. Si impara che si può dare un contributo anche da piccoli, si può essere in grado di dare un'idea per migliorare la qualità della vita all'interno della scuola ma anche all'interno del proprio quartiere e si impara anche a valorizzare tutte le realtà che ci sono attorno al quartiere, che ruotano attorno alla scuola e che si mettono spesso a disposizione proprio dei bambini per aiutarli nel loro percorso di crescita. Tra i lavori più curiosi il plastico di una scuola reinventata, il quartiere costruito mattoncino dopo mattoncino con i Lego, i racconti dedicati ai profumi e ai suoni delle strade di casa e perfino il legame con gli alpini e con gli anziani del territorio, tutte relazioni che è bene coltivare fin da piccoli, magari buttando via quel telefonino. Credo che stiano iniziando ad acquisire anche loro questa consapevolezza che è meglio il tempo passato insieme che il tempo passato davanti ad uno schermo. Una scuola si è soffermata molto sul rapporto con una casa di riposo, andando a sottolineare quelli che sono i legami della scuola con i gruppi del territorio, come poi hanno fatto anche altre scuole, come ad esempio con gli alpini, con gli scout e altre realtà che operano nel volontariato.
Il futuro delle città non passa soltanto attraverso il cemento o la tecnologia, ma dalla capacità di creare relazioni vere, spazi condivisi e luoghi in cui tornare semplicemente a stare insieme. Un lavoro fatto in sinergia con i volontari e l'associazione Ascoltare per Costruire, che da sempre propone temi e coordina il lavoro con gli insegnanti. L'obiettivo è quello di farli comprendere che sono dei cittadini che hanno voce nel loro comune, che sono ascoltati e che i loro progetti possono diventare realtà e che possono anche dare tanti spunti interessanti a noi adulti per la nostra vita. E i giornali si occupano spesso di occupazione, vediamo questo titolo: turismo in Veneto, mancano cuochi e camerieri, chiamiamoli dall'estero. Ma ci sono tanti ragazzi preparati e pronti per il mondo del lavoro. Alla gara nazionale degli istituti alberghieri del 2026, ospitata dall'Alberini di Villorba, a brillare sono state soprattutto le ragazze. Vediamo. Ancora un grande applauso per Linda. Un sorriso emozionato, il trofeo stretto tra le mani e la soddisfazione di chi ha trasformato passione e studio in un successo nazionale è Linda Poloniato, studentessa del Maffioli di Castelfranco Veneto, una delle protagoniste assolute della gara nazionale degli istituti alberghieri 2026. Sono molto emozionata, so di aver lavorato tanto e è un bel traguardo. È un grande onore perché dimostra il mio impegno, quanto ho lavorato in questi mesi di lunga preparazione, e sono veramente orgogliosa di quello che mi sono portata a casa stasera. Nella splendida cornice di Villa Corner della Regina a Villorba si sono sfidati studenti provenienti da 23 istituti alberghieri italiani, tra cucina, sala bara e accoglienza turistica. Noi dobbiamo distinguerci e dobbiamo distinguerci verso l'alta qualità. Non possiamo fare concorrenza a un mercato turistico di bassa qualità, perché questo non può essere il futuro di questo paese, e quindi la scuola diventa il motore fondamentale di questo cambiamento. Una competizione ad altissimo livello fatta di tecnica, lingue straniere, creatività e professionalità. A conquistare la categoria sala bara e vendita è stata nuovamente Linda Poloniato, che ha fatto incetta anche di premi speciali per il miglior servizio di sala, la degustazione e la tecnica bar. Successo anche per Sofia Nembrini e Linda Salvetti dell'Istituto San Pellegrino Terme, vincitrici rispettivamente nelle categorie enogastronomia e accoglienza turistica. E alla fine arriva anche il riconoscimento più prestigioso miglior istituto d'Italia all'Ipseoa Maffioli di Castelfranco Veneto. È una soddisfazione che mi riempie l'animo e il cuore di soddisfazione, sia per i risultati che hanno avuto i ragazzi, sia per quello che guadagniamo noi come istituto Maffioli, che puntiamo sempre all'eccellenza e a lavorare sui ragazzi, sui loro sogni e sulle loro soddisfazioni, e quindi doppiamente contento, prima di tutto per loro e poi per il nome che portiamo avanti come istituto. Un risultato che premia studenti e insegnanti, ma anche il valore della formazione alberghiera veneta, sempre più punto di riferimento tra tradizione, ospitalità e nuove competenze. Il servizio di Nicola Marcato, andiamo in pubblicità, un breve break e poi torniamo subito. La carica dei 16.000 runner ieri a Treviso hanno pacificamente invaso la città per la terza edizione della DJ 10. Ha confermato che la manifestazione farà tappa a Treviso anche l'anno prossimo. Vediamo. 16.000 di corsa in festa per la terza edizione a Treviso della DJ 10, manifestazione firmata da Radio DJ e ideata da Linus, anche gli impegnato nel percorso di 10 km dal palco. L'annuncio che la corsa tornerà anche nel 2027. L'anno prossimo tornerete ancora a Treviso? La gara sicuramente sì, io non penso, perché credo che morirò tra poco, quindi ricordatemi. Com'è andata? Bene, bellissimo, fantastico, grazie. Fiatone ed entusiasmo anche per il sindaco Mario Conte. Fatica! Ragazzi, che dura, ma che bello, che bello. Grazie a tutti i partecipanti, grazie a Radio DJ e ci rivediamo l'anno prossimo. Adesso prendo un po' di fiato, però che bello, grazie. Riavere la DJ 10 anche l'anno prossimo è un grande risultato per la città. Vuol dire che dobbiamo allenarci, io un po' di più, loro sono già a posto, però vuol dire poter organizzare una programmazione
sportiva, turistica importante. Ricordo che l'anno prossimo a giugno ci sarà anche la Triveneta agli Alpini, Treviso in Rosa, DJ Ten, insomma diamo continuità a questi eventi che portano valore aggiunto al territorio, fanno parlare della città in modo estremamente positivo. Ricordo che Radio DJ è da mesi che parla di Treviso e continueranno a parlare di Treviso per merito dei trevigiani e della città. E la corsa sembra essere uno degli sport più apprezzati dalla politica cittadina, maggioranza e opposizione. Bene, è una bella manifestazione, molto divertente, già la seconda volta e ci divertiamo sempre. La vedo bene, neanche sudato qua. E mi piace molto correre, quindi insomma ci si diverte. Guarda, ma non corre il vice sindaco e assessore allo sport Manera. Non ho appeso le scarpette al chiodo, ma giustamente correva il sindaco e bisogna essere pronti in caso di qualche emergenza per risolvere i problemi della città. Però io corro e correrò il prossimo anno. Applausi e selfie per la showgirl Giuliana Moreira. Bellissima, meravigliosa, poi oggi ci ha regalato questo sole pazzesco, è un popolo meraviglioso, io ho delle discendenze del Veneto, Calegari, quindi io sono a casa. Un successo con i 2 percorsi da 10 e 5 chilometri che hanno attraversato il centro storico di Treviso, regalando ai partecipanti alcuni degli scorci più belli della città. E Treviso ha retto la carica dei 16.000, nonostante la chiusura del PUT e dei parcheggi, grande impegno per polizia locale e forze dell'ordine. Chiusura attuata, ma per ora non abbiamo riscontrato criticità. Siamo in servizio con un bel numero di personale e a disposizione anche per gestire invece le emergenze di transito. Sentiamo altre voci, sentiamo. È stato un bellissimo evento, per fortuna però avevo tutti i miei amici che mi hanno aiutato a spingere. Da dove venite? Da Bassano. Arrivano da tutto il Veneto ma anche da fuori regione i runner che hanno partecipato alla DJ Ten. Fatica, divertimento ma anche inclusione, perché nello sport non ci sono barriere. Questo è un esempio bellissimo, ok? Siamo tutti contenti, tutti felici, Treviso meravigliosa. Siamo un gruppo senza pensieri, soltanto per divertirci, facciamo tutta l'allegria e sono dei ragazzi fantastici quelli che ci spingono, hanno un cuore enorme che sono proprio da ammirare e io sto vivendo una seconda vita con loro. Locali strapieni, dopo la corsa, Cicchetti e Spritz vanno a Ruba. Com'è andata? Benissimo, in compagnia è sempre bello. Giornata meravigliosa, evviva, ciao! Sosta al Plateatico anche per 2 delle assessore della giunta comunale. Le assessore non hanno corso. Le assessore quest'anno non hanno corso, però hanno aspettato tutti i podisti, e Linus in testa, il nostro sindaco, qui all'arrivo per festeggiare insieme. Non sono proprio brava a correre, non ho resistenza, però ci tenevo ad esserci perché è una giornata importante per la città, 16.000 persone che hanno invaso la città di gioia, colore, musica e divertimento grazie a Radio DJ per aver scelto di nuovo Treviso. Di corsa anche il gruppo di Antenna 3. Stamattina assonnati ma carichi, è bello vedere Treviso così, è bello portare a casa questo risultato, da 5 km per noi e la 10 per Francesca. Francesca è l'unica che ha corso 10 km. È stata un'impresa, ma è stato veramente bello passare per le vie al centro di Treviso, veramente una favola. È stata dura, però è soddisfacente alla fine. Ci siamo presi la carica durante la corsa e alla fine ce l'abbiamo fatta. È andata benissimo, abbiamo fatto la 5, anche se abbiamo la maglietta della 10, però è stata una bellissima esperienza. E adesso ristoro meritato. Benissimo, benissimo, un bel giro per Treviso. Anche i sessantenni ce la fanno. Anche i sessantenni ce la fanno. Arrivano i nostri, avete visto Nancy Galdi, Francesca Pezzo, Eddie Kaliman, poi avete visto Tony Esposito, Simone Merlo e Alberto Pivetta, insomma uno squadrone, complimenti. Poi chiedo anche qual è stato l'ordine di arrivo. Vediamo, restiamo a Treviso con il Festival del Jazz che quest'anno è stato dedicato a Miles Davis.
sonore nel solco di Miles. Nel centenario della nascita di uno dei più grandi musicisti di tutti i tempi torna a Treviso la Festival del Jazz con la 12ª edizione del festival che dal 23 al 31 di maggio porterà in città grandi artisti italiani e musicisti internazionali, produzioni originali e giovani talenti. Il festival, diretto da Nicola Bortolanza, anche quest'anno crea un appuntamento diffuso con eventi che dialogano con l'intera città. Tra l'Auditorium Sant'Artemio ed il Teatro Mario del Monaco si alterneranno musicisti molto noti nel panorama italiano ed internazionale come Fabrizio Bosso e Francesco Cafiso, ma il festival si caratterizza anche per il programma multidisciplinare ed il coinvolgimento delle nuove generazioni. Non mancano eventi collaterali dedicati ai più piccoli ed il coinvolgimento dei locali pubblici della città, con Jazz and Food dedicato quest'anno alle proposte del jazz al femminile, e la musica dei teatri animerà strade e piazze di Treviso. Chiudiamo con la tragedia delle Maldive, il titolo del Corriere della Sera: individuati i corpi dei 4 sub-italiani dispersi alle Maldive dal team di soccorritori finlandesi. Sono nel 3° segmento della cosiddetta Grotta degli Squali. Le autorità dicono gli italiani potevano scendere fino a meno 50 metri, ma la figlia della biologa e la guida non erano in lista. Gli ospiti di questa sera a Focus: Fabiano Barbisan, Marzio Favero, Joe Formaggio, Vivian Moro, Alessio Morosin, Pietrangelo Pettenò e Antonella Tocchetto. È tutto, grazie molte ai nostri registi Edoardo Paris e Andrea Basso, buona giornata, ci vediamo stasera.